sempre qua dagli amici dei Rizzi a Nuovo Fiore, perché questa me la mandano quei bambini che io seguo della Luca Onlus, che segue i bambini oncologici, e ogni tanto loro mi mandano, io ve le propongo, e questo bambino mi manda questo, Gala racconta questo, c'era questo qua che aveva un cane meraviglioso, però aveva voglia di insegnargli qualcosa di particolare, allora cosa fa? Gli prende un'alimentazione particolare per dare velocità a sto cane, e questo cane a forza di velocità riesce non a nuotare ma a correre nell'acqua. Soddisfatto va a cavazzo per provare, butta un legno nel lago e il cane cioè, proprio una roba con una velocità, lascia la scia dietro, uno spettacolo. Vede un pescatore in fondo, con modo di far svio del mio piano, devo far vedere il mio cane vergognosissimo, butta il ramo vicino al pescatore, guardate la diretta, arriva, li butta, il cane, vai, il cane prende il legno e torna, il pescatore in maniera, ma non ha capito, torna a buttare il ramo e il cane sempre più vicino al pescatore e prende il pescatore. Amico io scattiamo, non amico io. Terza volta butta, sempre più vicino al pescatore, parte il cane, porta indietro, fa. Zoe, io lo so che ti anni. Sì, io devo terzo spettacolo. Tu sei aia? 2 anni e mezzo. Se in 2 anni e mezzo non impara a nadare, non impara poi.